Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Tratta di esseri umani dall'Africa all'Italia, scatta il blitz che ha portato a 25 arresti a Catania. La banda criminale aiutava i migranti a superare i confini italiani dietro compenso e organizzando lo spostamento fin dai loro paesi di origine. Ultimo viaggio per il boss Matteo Messina Denaro. Dopo l'autopsia la salma è arrivata in mattinata al cimitero di Castelvetrano, blindato dalle 5. La questura ha vietato i funerali pubblici. Stalker tossicodipendente ai domiciliari nel catanese. Il 32enne avrebbe tentato in tutti i modi di incontrare l'ex fidanzata che aveva deciso di chiudere la relazione quando aveva scoperto che l'uomo faceva uso di sostanze stupefacenti. Aveva trasformato il garage di casa in una polveriera. L'agente a quattro zampe del nucleo cinofili di Palermo ha fiutato oltre 80 kg di materiale esplodente. Il 32enne è finito in carcere. Eccezionale intervento di chirurgia maxillofacciale a San Marco di Catania. Una sedicenne ha aperto la bocca chiusa dalla nascita. L'operazione ha richiesto mesi di studio affinché tutto andasse per il meglio. Si tratta del primo caso in Sicilia, 6 in tutta Italia. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle 19:30.